Scesi in strada erano quasi tutti i 100 dipendenti della ex Sitland dello stabilimento di Nanto a protestare per la chiusura repentina della storica produzione di sedie per uffici avviata qui nel 1977. Una decisione presa dai vertici dell'azienda acquisita da un anno dalla multinazionale We Do Spaces con sede a Pordenone. Non sarebbe stata avviata però una procedura di ridimensionamento a seguito di una contrazione né di utili né di mercato, ma la decisione di accentrare la produzione a Pordenone. Ai dipendenti sarebbe stato offerto di mantenere il posto di lavoro, ma di spostarsi quotidianamente a 150 km di distanza con un pulmino aziendale. A sostenere le ragioni di lavoratori e famiglie, i sindaci dei comuni della Riviera Berica, che hanno accolto una delegazione in municipio. È stato un fulmine a ciel sereno, se ne sta parlando da un paio di settimane, non di più, e questa cosa sta spiazzando sia i dipendenti che noi come rappresentanti delle amministrazioni comunali, perché avrà un grosso impatto sociale. Il nostro territorio della Berica non è così florido dal punto di vista industriale, quindi voi capite che una realtà così che chiude è sicuramente una cosa che impatta molto su tutto quanto il tessuto produttivo. Noi siamo vicini, cercheremo di portare sicuramente anche la parte politica, che è quello che possiamo fare noi, in modo che ci sia cassa di risonanza, perché di solito le grandi multinazionali cercano che queste cose vadano via tranquille e lisce, senza tanto scalpore. È un momento importante, è un territorio particolare nostro. Il lavoro è sempre stato l'inizio, il fulcro, i progetti e il futuro per tutti i nostri territori. Questo è un momento importante, le amministrazioni ci sono, è il momento della politica. La politica, forse anche più alta delle amministrazioni, deve scendere nel territorio.